essere. Caso Veneto Banca, la Cassazione respinge il ricorso dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, tutto il suo patrimonio rimane sotto sequestro. Sabato pomeriggio nella chiesa di Fossalta l'addio a Massimiliano Carrer, Tiziana Zaramella e il piccolo Lorenzo, morti nella Solfatara a Pozzuoli. Domani sera il ritorno delle salme. Scontro tra Regione e Ministero della Salute sulla mancata fissazione di limiti nazionali alla presenza di FAS nell'acqua potabile, l'attacco di Zaia, atteggiamento scandaloso, ci arrangiamo. Manifestazione di indipendentisti stamane a Venezia davanti al Consolato di Spagna, solidarietà e rabbia per gli arresti e la deriva autoritaria del governo iberico a pochi giorni dal referendum secessionista. Il decreto legge che prevede il distacco del comune di Sappada dal Veneto e la sua annessione in Friuli Venezia Giulia passa al Senato a 10 anni dal referendum, il testo ora alla Camera. Minaccia l'amministratore delegato di CAM, il consorzio autocisternisti Mestre con sede a Marghera, a cui è stata recapitata una busta contenente 2 pallottole, indaga la Digos. Operaio trevigiano filma di nascosto con microtelecamera le colleghe nei bagni della fabbrica, scoperto ora sta per essere rinviato a giudizio. Dopo l'ennesimo episodio di vandalismo rimosso il pianoforte della stazione di Padova che regalava momenti di intrattenimento ai viaggiatori. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre tornando a parlare del caso delle ex popolari e in particolare di Veneto Banca perché la Cassazione ha respinto il ricorso dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli e così tutto il suo patrimonio, stimato in circa 45 milioni di euro, rimane sotto sequestro. Niente da fare per Vincenzo Consoli. Tutto il patrimonio dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca rimane sotto sequestro. A stabilirlo martedì la Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dai legali di Consoli e della moglie Maria Rita. L'ipotesi della difesa era quella che i sigilli dovessero riguardare solo i beni dell'ex amministratore delegato legati alla gestione di Veneto Banca, così come non dovessero riguardare i beni della consorte di Consoli. Tra l'altro in quest'ultimo caso c'era stata anche un'apertura da parte della Procura Generale, ma i giudici dell'Alta Corte hanno detto no ad ogni variante al sequestro complessivo dei beni valutati in 45 milioni di euro tra palazzi, opere d'arte e società strumentali che da sole valgono 14 milioni di euro. Una sentenza che rafforza la posizione della pubblica accusa in tutti i filoni di inchiesta su Veneto Banca, in particolare nei passaggi della sentenza che indicano come l'orientamento amministrativo dell'istituto di credito sia stato funzionale solo agli interessi del manager. Per quanto riguarda la moglie, la Cassazione è ancora più drastica, sottolineando come in virtù di un considerevole sbilancio tra capacità di reddito e risorse di proprietà si configura una mancanza di buona fede da parte della consorte di Vincenzo Consoli. Ed ora torniamo a parlare della tragedia della Solfatara di Pozzuoli, la tragedia che ha visto morire la famiglia Carrer, Massimiliano Carrer, Tiziana Zaramella e il figlio Lorenzo, residenti a Melo ma originari di Fossalta, ed è proprio a Fossalta che sabato ci saranno i funerali della famiglia Carrer, con le salme che dovrebbero, dopo la fine delle autopsie, dovrebbero rientrare a Meolo e a Fossalta domani sera. Sarà la chiesa parrocchiale di Fossalta di Piave ad accogliere la famiglia Carrer per l'ultimo saluto. Saranno celebrati sabato prossimo 23 alle 15:30 i funerali di Massimo Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e del figlio Lorenzo di 11 anni morti nella Solfatara di Pozzuoli. L'arrivo delle salme è atteso per la serata di domani e saranno custodite all'interno della chiesa Immacolata Concezione di Fossalta, dove dalle 8 di sabato sarà allestita la camera ardente e sarà possibile recarsi per dare un ultimo saluto a Massimiliano, Tiziana e Lorenzo. La nonna ed Alessio, il piccolo di 7 anni sopravvissuto alla tragedia, sono già tornati a Meolo. I familiari, l'amministrazione comunale e il paese intero si sono stretti attorno al bambino per cercare di fargli superare questo drammatico momento. Intanto, questa sera a Pozzuoli verranno concluse le autopsie iniziate ieri sui corpi dei 3 componenti della famiglia, dopo che i magistrati della Procura di Napoli avevano dato mandato ai medici legali del secondo policlinico di procedere per accertare le cause del decesso del ragazzo e dei suoi genitori. Subito dopo le 3 bare partiranno per tornare nella cittadina veneziana.
Il trasferimento delle salme è stato organizzato dal comune di Pozzuoli, che si è assunto l'incarico del trasporto. Anche il sindaco di Pozzuoli ha espresso il desiderio di partecipare al funerale, spiega la sindaca di Meolo Loretta Liprandi, ed è quindi possibile che sia presente l'amministrazione comunale di Pozzuoli, che si è molto prodigata con il piccolo Alessio e di familiari nei giorni successivi alla tragedia. Intanto sul fronte giudiziario continuano le indagini. L'amministratore unico della società privata che gestisce la Solfatare di Pozzuoli è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo plurimo. Nuovo fronte di scontro tra Regione Veneto e Ministero della Salute, questa volta non è sulla questione dei vaccini ma sulla questione dei FAS, che già ha visto critici rapporti tra Regione e Governo, uno scontro sulla mancata fissazione dei limiti da parte del Ministero alla presenza di FAS nell'acqua potabile. Allora la dura risposta di Palazzo Balbi e del governatore Zaia è: questo è un atteggiamento scandaloso, ci scaricano la responsabilità e quindi ci arrangeremo. Questione FAS e scontro Regione Veneto Ministero della Salute. Non c'è necessità di fissare limiti nazionali per la concentrazione di FAS nelle acque potabili. Il Ministero chiude la porta e rimanda la questione alla Regione. Dura la risposta del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che parla di atteggiamento scandaloso e annuncia: da questo momento ci arrangiamo e in piena autonomia procederemo a una drastica riduzione dei limiti in Veneto. Lo stesso Presidente ha poi informato di aver incaricato il direttore generale dell'ARPA, nella sua veste di coordinatore della Commissione Ambiente e Salute, di convocare al più presto l'organismo in questione con il mandato proprio di definire una proposta drastica di riduzione che sarà a sua volta approvata dalla Giunta regionale, dando poi agli enti acquedottistici l'indicazione di uniformarsi rapidamente. Un rapporto, quello tra Regione Veneto e Ministero, sempre più a ferri corti dopo la vicenda dei vaccini. Ora lo scontro è sui FAS. Parliamo adesso di fuga dal Veneto, perché il decreto legge che prevede il distacco del comune di Sappada, comune del Bellunese, dal Veneto e la sua annessione al Friuli Venezia Giulia, passa al Senato a 10 anni dal referendum. È passato con 168 sì, un no e 8 astenuti. Il testo, che ha diviso il gruppo Autonomia, ora va alla Camera. P ha detto sì, anche se il Veneto Mario Dalla Torre ha ricordato come ci siano stati ben 31 referendum per passare dal Veneto al Friuli o all'Alto Adige, che forse questo, dice Dalla Torre, non è il modo giusto di risolvere il problema, visto che il distacco lo si chiede essenzialmente perché alle regioni a statuto speciale arrivano molti più soldi. Il voto di oggi al Senato è interpretato con responsabilità e coerenza, invece la volontà della grandissima maggioranza della popolazione, dice invece il presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che ha commentato così il passaggio a Palazzo Madama del disegno di legge. Quindi ovviamente posizioni opposte. Adesso il testo andrà alla Camera per capire se ci sarà il via libera definitivo a questo disegno di legge. A proposito di indipendenza, chiamiamola così, perché Sappada vuole comunque staccarsi dal Veneto per andare in un'altra regione, sappiamo l'eco che c'è stata in queste ore, già da ieri, di quanto sta accadendo in Catalogna con gli arresti del governo di Madrid a pochi giorni dal referendum secessionista in Catalogna, un referendum che Madrid non riconosce ma che ormai è in fase di operatività. Arresti, 14 arresti e manifestazioni di piazza. Ieri la dura presa di posizione della regione, del governatore Luca Zaia, anche del presidente del Consiglio regionale. Stamattina una rappresentanza di tanti indipendentisti veneti che sono scesi in piazza davanti al consolato iberico per far sentire la loro voce. C'è per noi allora a Venezia a seguire questa manifestazione Tommaso Stoppa. Tommaso. Buongiorno a tutti, ci troviamo in questo momento sotto il consolato onorario spagnolo a San Polo, dove da circa un'ora una cinquantina di militanti di Indipendenza Veneta, di Prima il Veneto e delle altre sigle indipendentiste stanno manifestando con bandiere catalane, leoni di San Marco, in solidarietà al popolo catalano e contro la repressione che il premier spagnolo Mariano Rajoy sta attuando in questi giorni per tentare di fermare il referendum sull'indipendenza indetto dalla Catalogna. Sono circa una cinquantina, come si diceva, i militanti indipendentisti veneti che vogliono in questo modo
protestare contro quella che ritengono una repressione, una violenza inaccettabile verso un popolo che non vuole far altro che esprimere il proprio desiderio di libertà. Questa è la tesi. Poco fa è sceso anche il console onorario spagnolo che non ha fatto altro che raccogliere le rimostranze di questi militanti in un clima comunque di grande serenità e molto lontano dalla tensione. E hanno gridato più volte libertà, questa è la parola che ricorre di più in questa iniziativa. Hanno anche inscenato una sorta di urna elettorale per spiegare appunto quale sarebbe la minaccia eventualmente per il governo spagnolo, cioè una semplice elezione. Questo sta avvenendo in questo momento, se ci saranno novità vi aggiorneremo tempestivamente. Per il momento da Venezia è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo nel veneziano, in terraferma però e con la cronaca, con il giallo inquietante di una busta con 2 proiettili recapitata alla manager di un'azienda con sede a Marghera. Minacce all'amministratore delegato di CAM, il consorzio autocisternisti di Mestre con sede a Marghera, a cui è stata recapitata una busta contenente 2 pallottole. Sarebbe stata trovata alcuni giorni fa da un'addetta alle pulizie. Sarebbero 2 cartucce da caccia molto comuni, utilizzate dalla maggior parte dei battitori, quindi di fatto impossibile risalire al responsabile con facilità. Dopo i primi istanti di smarrimento, la chiamata alla polizia. Sul posto è intervenuta una volante e poi una squadra della scientifica. Le munizioni erano avvolte in una carta di giornale, il nome composto da lettere incollate una dopo l'altra, probabilmente ritagliate dallo stesso giornale. Gli agenti avrebbero quindi portato l'amministratore in questura, come da prassi. Lui avrebbe dichiarato di non aver mai ricevuto minacce e di non capire davvero la natura del gesto. Oltre alle munizioni non sarebbe stato trovato nient'altro. Il materiale intimidatorio è stato sequestrato e sottoposto ad accertamenti. E sempre con la nostra Ilaria Marchiori ci colleghiamo adesso in diretta telefonica, perché Ilaria ha seguito quanto illustrato fino a poco fa dalla Questura di Venezia, una maxi operazione di controllo nella terraferma mestrina da parte della polizia. Allora Ilaria, il bilancio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. È proprio terminata da pochissimo la conferenza stampa in questura insieme alla dirigente del commissariato di Mestre Vomiero e il dirigente dell'ufficio di gabinetto della Rocca, ma ovviamente c'erano anche rappresentanti del comune. Perché? Perché questa attività di sinergia, di controlli sul territorio, non stiamo parlando di un'operazione in particolare, ma di numerose operazioni che ci sono state recentemente. Come sappiamo la questione dello spaccio e della droga stanno cercando di fronteggiarla in tutti i modi possibili, soprattutto nella zona della terraferma mestrina. Le forze dell'ordine e unitamente al comune di Venezia, visto che sono state adottate numerose misure di controllo. Proprio su questo hanno voluto porre l'attenzione, ovvero sulla sinergia e sul gioco di squadra fondamentale e importantissimo da parte di tutti, con l'unico obiettivo che è quello di cercare di contrastare la criminalità e soprattutto il fenomeno dello spaccio. Ci hanno fornito naturalmente anche dei numeri, ovvero l'ultima operazione riguarda ben 257 controlli e un sequestro di 607 grammi di droga suddivisa in pacchettini, tutti tra marijuana e hashish. Resta sempre aperta però la questione di questa eroina letale che si è diffusa soprattutto negli ultimi mesi e che, lo sappiamo, ha portato a 8 morti certe e una ancora da accertare. Infatti si sta aspettando l'esito dell'autopsia, perché è avvenuta martedì sera, e quindi stanno cercando di aspettare tutte le analisi anche dal laboratorio scientifico per capire di che cosa si tratti, per capire se anche questa morte riguardi questa eroina e per cercare di fare in modo che venga ovviamente eliminata dal mercato, dal territorio. È impossibile, però che comunque vengano trovati gli spacciatori e la filiera di questa eroina. Tutti i dettagli poi ve li forniremo anche nell'edizione del telegiornale di questa sera. Se non ci sono altre domande, Nicola, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria per la precisa e puntuale diretta che ci ha quindi illustrato quanto è stato detto a Venezia e a Mestre. Restiamo con la cronaca giudiziaria però, perché parliamo di un operaio 36enne trevigiano che spiava
le colleghe in fabbrica con una micro telecamera, è stato scoperto. Le vittime della sua insana passione sarebbero 11, tante le colleghe che hanno puntato il dito contro il 36enne operaio di Strana, dipendente di una ditta di Piombino Dese, accusato di aver installato nel bagno dell'azienda riservato alle donne una micro telecamera. L'occhio elettronico, posizionato sul contenitore dello scopino per pulire il water, ha immortalato il fondoschiena delle donne. Immagini registrate e salvate in una chiavetta USB e successivamente nel suo computer. L'operaio è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Rischia una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione. A scoprire tutto una collega che mentre utilizzava la toilette della fabbrica ha scoperto un filo sbucare dallo scopino. Lo ha tirato e si è ritrovata in mano la piccola telecamera. Impaurita ha avvisato i vertici dell'azienda ed è stata presentata la denuncia. Sono scattate così le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Piombino Dese. Quando i militari si sono presentati a casa dell'operaio per eseguire la perquisizione, l'uomo ha ammesso la sua colpa. Nei prossimi giorni il pubblico ministero andrà a formulare la richiesta di rinvio a giudizio, mentre la procura lagunare si appresta ad aprire un'altra indagine in merito ad alcune immagini pedopornografiche trovate sempre nel suo computer. Il soccorso alpino di Longarone è impegnato in queste ore nella ricerca di un escursionista padovano che si è smarrito nella zona di Costa dei Nas, una parallela della Val del Grisol. L'allarme è scattato ieri sera dopo che la moglie ha chiamato i proprietari della casa dove l'uomo si trova in villeggiatura in Val di Zoldo, preoccupata perché non riusciva a parlare con lui. Ieri sera, dopo aver rinvenuto la sua auto a Costa dei Nas e quando dopo vari tentativi l'escursionista è riuscito a rispondere al cellulare e dare qualche informazione, alle 22 i soccorritori hanno avviato la perlustrazione. Nella notte sono riusciti a contattarlo velocemente e poi la conformazione della valle e il rumore dei corsi d'acqua non ha permesso di individuare il punto esatto della provenienza della voce, è caduta la linea e quindi in questo momento, in queste ore, continua la ricerca di questo escursionista padovano. Adesso torniamo a parlare della Marca Trevigiana, o meglio di un suo rappresentante, noto come l'imprenditore Massimo Colomban, che sarà di ritorno nella Marca ormai fra pochi giorni dopo un anno di faticosa, dura esperienza come assessore nella capitale, chiamato dalla giunta Raggi a mettere a posto, diciamo così, le società partecipate. Lo ha fatto presentando ieri il piano che ha, diciamo, sforbiciato le società partecipate, una dura esperienza, un'esperienza importante di un imprenditore trevigiano nella capitale. Non è stato un sacrificio, ma è stata un'esperienza che ho fatto con estremo piacere. Esordisce così l'assessore alle partecipate del Comune di Roma Massimo Colomban alla conferenza stampa per presentare il piano di ristrutturazione. Accanto a lui il sindaco Virginia Raggi, che lo scorso 30 settembre lo chiamò al Campidoglio per mettere un po' di ordine, fare pulizia nella giungla delle partecipate che la prima cittadina ha definito una sorta di bancomat della politica. La presentazione della nuova riorganizzazione è l'ultimo atto del lavoro svolto in un anno nella capitale dall'imprenditore trevigiano, pronto a lasciare Roma dopo l'approvazione del piano stesso per tornare nella sua Marca. Il frutto del lavoro di Colomban sta tutto racchiuso nei numeri del taglio delle partecipate, tra cessioni e liquidazioni ridotte da 31 a 11, con un risparmio economico calcolato in 90 milioni di euro entro fine anno, cifra destinata ad aumentare nei prossimi 2-3 anni. Ringrazio Colomban per essersi assunto l'onere di questo impegno e di averlo portato avanti nonostante le difficoltà, ma il lavoro fatto è di assoluto livello, ha detto in conferenza stampa il sindaco Raggi. L'imprenditore ha poi presentato il suo successore, chiamato a portare avanti il lavoro fatto finora, spiega Colomban, per il bene della capitale. Io sono venuto qui per dare una mano e ho sempre lavorato in questo spirito con gli assessori e i consiglieri di maggioranza, ma anche con tutti i consiglieri di minoranza. Ho sempre cercato di mantenere aperto il dialogo totalmente, perché siamo qui, lavoriamo per Roma, per la capitale. Le ultime battute sono rivolte alle risorse che, dice l'imprenditore, non essere sufficienti per far fronte ai bisogni di una capitale come Roma. Da buon veneto e con spirito federalista, posso dire che secondo me la capitale va trattata da capitale, non va penalizzata. Fra poco andremo a Padova, subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale a Padova, dunque, per parlare della nuova linea del tram in ballo con le ultime novità, ma l'ipotesi di questa nuova linea del tram in via Facciolati preoccupa e non poco i commercianti di Padova, sia per il periodo dei lavori che per la futura viabilità, e c'è già qualcuno pronto a dare subito battaglia. Se ci fosse anche l'ipotesi del tram, qui siamo proprio tutti quanti costretti a chiudere. Se non è il panico, poco ci manca. La notizia è che la nuova linea del tram potrebbe passare per via Facciolati, trasformandola tra l'altro in un senso unico, con l'altra direzione di marcia che verrebbe trasferita sulla parallela via Crescini, si è diffusa in un baleno tra i commercianti di questa arteria fondamentale per l'ingresso e l'uscita nella zona est di Padova. La prospettiva di un lungo periodo con un cantiere aperto davanti alla vetrina e le incognite della nuova viabilità preoccupano parecchio, e c'è già chi è sul piede di guerra. E con il tram per me viene fuori proprio un macello, non è una cosa proprio ammissibile. Io sono contraria, anzi sarò una delle prime persone che protesterà, ma veramente duramente. I lavori, insomma, per i negozi questa cosa non è mica tanto bella. Sicuramente qualche disagio lo procurerà, però penso che poi bisogna vedere le cose un po' alla lunga, no? Con un'ottica di lungo termine. I lavori potrebbero iniziare nel 2018 e durare circa 2 anni, con la possibilità di inserire anche una pista ciclabile degna di questo nome, vista che l'attuale, come abbondantemente documentato dai nostri servizi, è del tutto insufficiente. Un cambiamento globale, insomma, ma un cambiamento che preoccupa parecchio e che secondo alcuni potrebbe portare a un futuro peggiore del presente. Un metrobus qui significa semplicemente avere l'opportunità di non avere più nessuna agibilità dal punto di vista del passaggio e tutto il resto. Io ho visto nelle altre situazioni della città dove passa il tram che tante attività soffrono, spero che tutto questo non sia una realtà, che sia una cosa che possa passare come notizia ma non che possa essere verità. Tanti dubbi, tante incertezze, invece restando a Padova una certezza c'è, ed è anche piuttosto triste perché è stato rimosso il pianoforte che da 2 anni era in stazione ferroviaria per allietare i viaggiatori, ed è questa purtroppo una vittoria dei vandali. Dopo 2 anni il pianoforte, che era stato messo in stazione gratuitamente per far suonare i viaggiatori di passaggio, è stato rimosso, non suonerà più. A vincere purtroppo non è stata la cultura, il piacere delle note che uscivano dal pianoforte, ma i vandali che più volte in questi anni si sono stupidamente accaniti contro il pianoforte. Un piano che valeva ben 30.000 euro. L'ultimo episodio 2 settimane fa ha superato ogni limite. Sono stati rotti il sedile, la parte sopra i tasti, una gamba e anche il palo di sostegno. Un danno di circa 3.000 euro, così l'imprenditore che aveva donato il pianoforte, dopo averlo portato in laboratorio per ripararlo, sta valutando di non riposizionarlo mai più nell'androne della stazione. Un peccato davvero, perché purtroppo ad avere la meglio è stato chi non rispetta le regole, che ha strappato alla stazione un angolo di pace da dove provenivano melodie talvolta allegre, talvolta malinconiche, ma sempre piacevoli e spettacolari. E ancora a Padova con le omelie che fanno discutere da parte di un parroco che parla di pochi battesimi e di gente che non fa più figli. Accade a Campo San Piero. A Russega quest'anno ha celebrato 8 battesimi in 8 mesi. Ha esordito così Don Marco Scatolon, sacerdote della parrocchia di Russega di Campo San Piero. Pochi nati o forse pochi figli dei cristiani, sottolinea Don Marco. I rinforzi arrivano solo dai marocchini o dall'est Europa, ma non garantiscono una classe da elementari all'anno. Il prete ha scritto il suo messaggio nella cartolina settimanale ai fedeli. Nelle sue parole un interrogativo su questo record a ribasso che ha generato non poche polemiche. I banchi della chiesa sono vuoti, non ci sono bambini. Ma il sacerdote non si ferma qui. Grazie ai genitori che generano, altrimenti chiudono scuole e anche cartolerie, negozi di giocattoli o di dolciumi. Anche la nostra chiesa vede sempre più i primi banchi vuoti, aggiunge il parroco, secondo il quale i bambini di oggi soffrono della sindrome 4-2-1, 4 nonni, 2 genitori e una cameretta di solitudine. Parole forti quelli di Don Marco, che tira in ballo anche Papa Francesco e il suo ultimo viaggio in Colombia. Cosa direbbe il Santo Padre se venisse a Russega? Conclude.
Intanto a Venezia il sindaco Luigi Brugnaro mette all'asta le tombe di famiglia nel cimitero di San Michele. Un bando per ottenere la concessione di 7 tombe di famiglia nel cimitero di San Michele a Venezia. Sono 6 cappelle più una settima ancora da liberare con una certa rilevanza artistica, per le quali il Comune intende ricavare non meno di 1.800.000 euro dalla concessione per 99 anni. Il regolamento di polizia mortuaria prevede che la concessione decada per incuria o morte degli aventi titolo e il caso vuole che ben 17 di queste concessioni, riguardanti alcune tra le più belle cappelle private, siano state dichiarate decadute e passate in proprietà all'amministrazione comunale. Di qui la decisione del sindaco. 6 di queste che sono state liberate dai resti saranno dunque presto messe a disposizione di chiunque intenda acquisire una cappella per la propria famiglia. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione. Fra pochissimo, ore 13, si parla come ogni giovedì di lavoro, di fisco, e ospiti in studio per Luigi Cacco, amministratore delegato di Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei, responsabile fiscale di Servizi Treviso SRL, e Carla Barella, responsabile servizio lavoratori non subordinati di Servizi Treviso SRL. Questa sera invece 20:10, politica in primo piano con Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Fabio Chies, sindaco di Conegliano, ma nonché coordinatore provinciale di Forza Italia Treviso. Questi dunque gli appuntamenti, allora non mi resta davvero che salutarvi con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Splendida giornata all'insegna del bel tempo e dell'ampio soleggiamento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sole splendente ovunque con cielo sereno o al massimo velato. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere più o meno stazionarie, massime attese tra i 18 e i 23 gradi, minime in ulteriore lieve calo comprese tra i 7 e gli 11 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo una splendida giornata soleggiata e stabile su tutti i settori, con cielo completamente sereno salvo locali addensamenti sulle aree montuose. Temperature massime sui 19-21 gradi, minime in lieve calo tra i 7 e i 10 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà soleggiato ovunque, possibile soltanto una parziale nuvolosità sulle Alpi. Temperature massime stazionarie e un ulteriore locale aumento sui 22-23 gradi, minime in calo tra 5 e 7 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo, i venti saranno moderati e nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.